'ndrangheta, che ormai è diventata la mafia più potente al mondo, che si infiltra dovunque, dalla stessa Camorra, in collaborazione con quello che resta di Cosa Nostra. Ci sono ancora episodi di estorsioni, tutto quello che volete, ma non c'è più quel tempo, perché per fortuna c'è stata anche una rivolta culturale in qualche modo, una rivolta culturale, motivo per cui parlavo prima delle icone Falcone e Borsellino, che nasce proprio dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Vi ricorderete tutti le sfilate incredibili, le catene umane attraverso dentro e fuori il Palazzo di Giustizia a Palermo. Quella fu una ribellione di massa, e meno male che ancora oggi per ogni anniversario arrivano le navi della libertà, le navi della cultura e della legalità, cariche di studenti che arrivano da tutta Italia. Quindi se io fossi un docente, e in qualche modo quando mi invitano nelle scuole lo faccio, propinerei e comincerei a parlare ai ragazzi, che sono, come dicevo prima, le nostre future generazioni, a tenere sempre alta la barra della cultura della legalità. Quindi tutto dipenderà da voi. Quello che sarete voi domani significa liberare di questi residui la nostra terra e tutte le terre ancora martoriate dal fenomeno mafioso. Io volevo aggiungere una cosa per invitarvi a coltivare la cultura della memoria, e lo volevo fare rinnovando i miei ringraziamenti alla famiglia Tragna, perché vedete, io avevo scritto fin qui 9 libri, ero sempre stato affascinato in qualche modo, in forma introspettiva, in forma antropologica, nel cercare di capire cosa avesse spinto dei giovani, come lo siamo stati tutti, ad essere armati e ad andare a uccidere nostri simili, se non personalità dello Stato, come nel caso del giudice Rosario Livatino, che io ho seguito fin dal giorno in cui mi ritrovai col cadavere del povero Livatino sotto i miei occhi, con il braccio rattrappito, quasi a parare i colpi che gli spararono in faccia i picciotti della Stirgia, Domenico Pace, Paolo Amico, Gaetano Puzzangaro e Gianmarco Avarello, tutti figli della nostra terra. Ecco, io faccio parte di quella schiera di cultori molto fedeli all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui il carcere serve a rieducare chi sbaglia. Poi in cuor nostro non perdoniamo se ci succede qualcosa di tragico, io lo capisco, però cercare di capire cosa abbia spinto queste persone a commettere questi reati molti anni dopo mi ha portato a indagare queste persone. Mi mancava però, credetemi, una storia che potesse parlare di chi stava dall'altra parte della barricata, e cioè di una vittima di mafia, perché, lo dico senza alcuna remora, mi sembrava che un po' tutte le storie fin qui scritte di vittime di mafia si assomigliassero un po' tutte, che non avessero da offrire qualcosa di nuovo, e quindi non la trovavo, per quanto potessi informarmi, potessi cercare. Questa storia del dottor Tragna mi ha cercato, mi ha scovato, mi è venuta addosso, mi è caduta addosso, come amo spesso ripetere a Gero, a Mariella e Ilaria. E io, quando sono entrato in contatto con questa famiglia, non è che fossi certo finalmente di raccontarla, mi ha convinto la loro conoscenza. Io sono entrato nella loro casa un sabato di Pasqua, era tra il venerdì santo e la domenica di Pasqua del 2024, quindi parliamo di 2 anni, poco più di 2 anni e mezzo fa. Sì, era il 30 marzo, esatto. Gero ha una memoria folgorante, talvolta mi inchioda. Ecco, quando io li ho conosciuti e ho cominciato a sentirli parlare, mi ricordo che ho detto anche, posso registrarvi, dico, perché così è stata un'emozione dopo l'altra, perché per esempio tutta la prima parte del libro è dedicata alla semplicità di questa famiglia. Io mi ricordo che chiesi alla signora Mariella: come vi siete conosciuti con suo marito? E mi fece vedere il balcone di fronte al palazzo. Dice: vedi, ci guardavamo da un balcone all'altro. Era il 1968, quindi non esistevano ancora tutti questi diabolici mezzi che abbiamo tutti in tasca, tutti i social, no? Che oggi chiedi dove si trova la tua fidanzatina e ti dice: ti mando la posizione. Io, se avessi raccontato una cosa del genere a mio nonno, che è sta posizione? A quel tempo l'idea che potesse nascere un amore, una passione tra 2 giovani che si guardano da un balcone all'altro, a me veramente una tenerezza dilatata mi ha commosso veramente fin quasi alle lacrime.
E quindi io ho voluto partire da quello, quest'immagine iconica per me di una passione forte, questa immagine simbolica di questi due giovani che si guardano da un balcone all'altro e che poi fanno le prime timide uscite, le prime passeggiate al mare, il primo gelato a pezzo, il primo film al Supercinema di Agrigento, dove anche io ho cominciato a frequentare da ragazzino. Tutte cose di una semplicità che oggi probabilmente viene un po' meno, perché siamo travolti appunto dalla tecnologia. E quindi tutta la prima parte di questo libro, se vorrete onorarci e avere la bontà di leggerlo proprio per diffonderne la memoria, ho voluto conoscerla questa famiglia e racconto delle cose anche di una semplicità disarmante. Per esempio Pino Tragna era anche un po' un burlone, però vorrei che fosse Gero a raccontare questo episodio, fammi questo dono, per farvi capire anche chi è quest'uomo che poi in qualche modo ha sfidato la mafia mettendosi di traverso. Ecco, io sono rimasto colpito e in un capitolo proprio nel racconto la semplicità di quest'uomo, come quando eravate tutti riuniti in casa. Raccontala tu, Gero. Allora, mio padre quando era al lavoro era molto serio. Prima di rispondere alla domanda di Carmelo voglio dire un'altra cosa. Una volta avevo 18 anni, mi piaceva vestirmi sempre di nero e mi compravo i vestiti per corrispondenza in un negozio che si chiama, se c'è ancora, Inferno e Suicidio, e mi arrivavano camicie con le fibbie, con le croci, e le facevo arrivare in banca da mio padre, e mio padre mi rimproverava e mi diceva: così mi metti a disagio, non devi farle arrivare più in banca. Quindi c'era la serietà di mio padre da una parte, e poi quando ero magari a casa era tutt'altro. Amava fare scherzi, era un burlone, per tornare alla domanda di Carmelo. Quando ci riunivamo, lui spegneva non le luci, abbassava spegneva il contatore e restavamo al buio. Questo succedeva magari a Natale, quando eravamo assai, e stavamo per lunghi minuti al buio, perché non sapevamo che fosse stato mio padre. Quindi c'era questo lato burlone suo, che amava fare sempre scherzi, come si vuol dire da noi, si dice ruduso. Mio padre era molto ruduso, faceva rodere davvero quando faceva gli scherzi, ti potevi pure arrabbiare. E c'era questa sua parte, e poi la parte molto seria quando era al lavoro, che quando io andavo a trovarlo entravo in punta di piedi perché vedevo un'altra persona. Per rispondere alla domanda di Carmelo, questo contrasto era veramente l'essenza di suo padre. Mariella, vieni un attimo qui che concludiamo con te, perché adesso io sono curioso di provare a chiederti una cosa che mi sta molto a cuore e che molti probabilmente si chiederanno dopo aver conosciuto la loro storia, ma anche ad averla cominciata a conoscere a spizzichi e bocconi. Mariella, la domanda è semplice: dove si trova la forza, il coraggio, la determinazione, l'abnegazione di lottare non contro un nemico invisibile, ma contro lo Stato che ci dovrebbe proteggere, che avrebbe dovuto proteggere voi sin dall'inizio? Come avete fatto a essere così forti da resistere per ben 31 anni? E soprattutto vorrei che poi ci dicessi forte la grande vittoria vostra, la grande lezione etica e morale che avete dato allo Stato, avendo rifiutato i benefici che per legge spettano ai familiari delle vittime innocenti di mafia. Non hanno preso un solo soldo. Come avete fatto, Maria? La cosa essenziale che ci ha spinto prima di tutto era l'amore che avevamo per lui, e siccome sapevamo che tipo di persona era, non potevamo non fare quello che abbiamo fatto. Avremmo lottato fino alla fine dei nostri giorni. Abbiamo fatto 3 ricorsi. Finalmente con il terzo è andato a buon fine grazie a degli avvocati che si sono immedesimati nella nostra storia.
ma la cosa principale che ci spingeva era l'amore, sapendo che persona era mio marito e suo padre. Non dico che non ce ne sono come lui, ma se ce ne sono rare queste persone. Avete fatto in qualche modo idealmente pace con lo Stato, oppure non perdonate in qualche modo tutto questo calvario che vi hanno fatto affrontare? Perché poi, per farvelo capire, lì si è creato un cortocircuito veramente incredibile. Allora, vi faccio ragionare su questo. Un organo dello Stato, che è l'organo giudiziario, stabilisce con sentenze passate in giudicato, cioè con i crismi della Cassazione, lo scrive proprio a caratteri cubitali: il dottor Giuseppe Stragna è stato ucciso dall'organizzazione criminale Cosa Nostra per non essersi piegato agli interessi della mafia. La sentenza viene recepita da un altro organo dello Stato, che è l'organo esecutivo, il Ministero dell'Interno, che legge la sentenza e cosa dovrebbe fare? Annoverare il nome di Pino Tragna tra le vittime innocenti di mafia. C'è scritto nella sentenza? No, non una volta, non 2 volte, non 3 volte. E sapete perché? Perché trovavano il cavillo a modo loro. Però quel pentito diceva che era un pedofilo. Ma se ha indagato la magistratura, ma se la magistratura ha acclarato e sentenziato con la Cassazione 3 gradi di giudizio no, il Ministero si era impuntato. Ricorsi al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, alla giustizia penale, alla giustizia ordinaria, finalmente ci hanno impiegato il tempo che ci impiega lo Stato italiano per tutte le cose di questo tipo, e finalmente sono arrivate a sentenza nel 2021. Sono da perdonare? Avete fatto pace? Tu mi fai delle domande impegnative. Abbiamo fatto pace, tra virgolette, perché alla fine ci siamo riusciti, però è stato un calvario di 31 anni, e quindi non lo so, si può avere fiducia in una giustizia. Io spero sempre che le cose possano cambiare e che nessuno possa fare o lottare per quello che come abbiamo fatto noi, perché non è possibile che una sentenza